Buongiorno ragazzi, buona domenica a tutti. Anche oggi, come dal titolo, fa caldo. Io vorrei sapere quello che fa le previsioni, dove le vede per Sfizio, perché io non lo so questo dove le vede. Io puntualmente poi appresso a lui, ci credo pure. E quindi dicevano in Campania, pioggia. Ma ragazzi, qua, a parte queste nuvole così, non ci sta proprio niente. Cioè io non so questi dove le fanno le previsioni, non lo so. Io pure ho detto ieri in Campania, domani piove perché così hanno detto, così tutti quanti, meteo, meteo americano, meteo italiano, tutti quanti dite piove, piove, piove. Ma dove? Non si vede niente, non lo so. Perlomeno qua a Salerno ragazzi, di pioggia non ci sta proprio niente, non lo so. Ciao, grazie. Ieri avevano detto ma tempo in Campania, domani piove, fa freddo. Io non so che cosa usano queste persone, ma non lo voglio neanche sapere. Fatto sta che qua fa più caldo di ieri, quindi stiamo peggiorando, altro che pioggia, pioggia. I meteo americano, tutti i meteo italiani, Campania e Puglia. Bah, forse avranno visto qualche altra Italia, non lo so. Perlomeno secondo me non è quest'Italia qua. Stamattina tutto felice, ho detto vabbè, allora oggi stiamo freschi, ho detto domenica faccio il ragù, così si può mangiare, sì, qua il ragù, qua c'è insalata e carne, al massimo possiamo fare un riso insalato, ma non di più. Qua se fai il ragù, parmigiano e cose, fai ospitare. Ciao Marina, buongiorno. Ragazzi, oggi è una giornata peggio di ieri che faceva caldo, avevano detto che oggi Campania e Puglia pioveva, ma ragazzi, il cielo è questo. A parte queste piccole nuvole insignificanti che non servono a niente, quindi stavano pure ieri là, non si sono mosse proprio da qua. Quindi un'altra giornata ragazzi all'insegna del caldo. Non ci stanno santi, qua si deve fare una macumba, una cosa. Come qua? Qua a volte io vedo il cielo nero, faccio i video, ragazzi, sta arrivando il temporale, ragazzi, finalmente, ragazzi. Oh, non mi sentono più i ragazzi, dici questo che fine ha fatto? E che devo dire, non ha fatto niente. Tutto faccio il video che faccio vedere nuvole, tutto nero, i fulmini, le saette, che faccio pure vedere i fulmini pure. Poi sai, ti aspetti un video dove incomincia a piovere, fai, sa? E io non lo faccio perché giustamente che faccio vedere a questo? Yeah, ma non se ne può più, Roberta, davvero, no, basta con non ce la faccio personalmente, dai. Non se ne può più, io capisco che è bella l'estate e cose, ma mo è troppo, è troppo. Un'altra poi siamo a settembre, dai. Meno male che qua a Salerno i turisti già stanno incominciando ad andare via, quindi si cammina più libero. Però con questo calore è impossibile fare tutto alla fine. O vai a mare, o stai a casa, perché in mezzo alla strada non si può stare, ragazzi, poco ma sicuro. Ma anche se vai alla lungomare, vicino al mare, ti aspetti che ci sta un po' di brezza marina e tutto. Ciao Marica. Ma invece niente, non ci sta proprio si suda. Cioè se ti compri un ghiacciolo alla lungomare di Salerno, tempo un minuto, o te lo mangi o si scioglie. Quindi non è alternativa, proprio esagerato proprio. Capisco che Salerno è stata sempre una città piena di sole, però mo il troppo è troppo. Cioè non dico che deve fare freddo, per l'amor di Dio, neanche il freddo mi piace tanto. Io dico normale. Invece no, qua ci superiamo sempre, pare che stiamo in Sicilia. In Sicilia oramai vi siete abituati voi. Come dico a mia zia che sta accanto all'insetta, dico ah sì, tu sei abituato oramai. Quindi per te è normale. Ciao Adriana, ciao. Quindi ragazzi, vedete, questi parlavano, Danny. Like pure a te.
ieri parlavano di pioggia, maltempo, cioè ma guardate ragazzi, quello è azzurro. Ma qua maltempo, Danny, qua di maltempo non ci sta niente. Ieri ho letto tutte le previsioni, mi sono girato tutti i canali, ti giuro. Mi sono fatto tutto quanto mi ha girato, maltempo, Puglia, Campania e poi parlava del nord. E vabbè, ho detto finalmente domani, finalmente, ho detto facciamo un bel ragù, una bella parmigiana e ci tascia fa marron. Finalmente, finalmente ci rinfrescammo un po'. Ma che? Ma chi lo passa? Guarda qua, va. Ti voglio far vedere. Sì, ma quella è la cosa, che stai come una caramella azzeccata, come una cimino azzeccata. Stiamo proprio azzeccati, ragazzi. Ma non lo so, guarda, no, a nord ho sentito Avvocatello, ho sentito gli altri, parlavano che pioveva pure in Lombardia, in Piemonte, gli amici di Torino. Qua invece proprio niente. Ciao Alessandro. No, secondo me a nord no, farà caldo sì, però sta piovendo, quindi penso che si sarà rinfrescato un po'. Parlavano di pioggia ieri, quindi. Ma Marco pure non se ne può più veramente. E grazie, vabbè, tu stai in Sicilia, quindi dovresti essere abituata più o meno. In Sicilia picchia sempre forte il sole, quindi state attaccati quasi all'Africa, come dicevo, come dico io a mia zia quando la chiamo. Dico, sì, tu stai vicino all'Africa, quindi sei abituato a caldo. Io quando vado in Sicilia è bello, mi diverto. Figurati, a Venezia ha diluviato, ma c'è ugualmente una grande ape, cioè l'acqua non è servita a niente al finale. No, se deve piovere, deve fare di nuovo caldo, è meglio che non lo fa proprio. Stavo dicendo in Sicilia ci sono stato, fa caldo pazzesco ragazzi, perlomeno a Palermo, Catania, Caltanissetta dove sta mia zia, è vero? Là è bello andare a mangiare, a stegliolo o pane cameo, su cannolo siciliano. Però poi ragazzi là fa paura il caldo, là veramente picchia tosto. È come stare in Africa uguale. Quindi ragazzi, oggi niente maltempo purtroppo. Oggi caldo, caldo e caldo. Sì, qua sto buttando più roba per le zanzare che a volte ti viene la tosse. No, poi qua sono piccoline ma sono malefiche, come dico io. Non si vedono, ma quando ti pungono, un prurito esagerato, mamma mia, sono talmente piccole che non si vedono, quindi non te ne accorgi proprio. Te ne accorgi dopo che incominci a te grattare, che ti parole, dici mamma mia bella, lo dici tu. Compri qualcosa della spray, dici vabbè questo non ti fa prudere, ma non è vero, non serve a niente. Quindi diciamo che al finale qualcosa della farmacia, quello che non ti fa grattare, come dicono, a me non funziona, boh. Quindi è solo per spendere soldi al finale. Vabbè ragazzi vi saluto, ci sentiamo, qua dobbiamo organizzare, oggi si cambia menù. Buone cavolo e buone zanzare a tutti, a voglia. Allora io poco fa ho controllato, stavamo a 30 gradi. E ragazzi, ma che io lo sono i 9 e qualche cosa. Eh, cioè, già stiamo a 30 gradi. Cioè, non dico esagerato, esagerato, sotto mezzogiorno arrivo sempre a 36, 37, 38, sicuro. Ma poi la cosa brutta è qua ragazzi è umido assai, quindi pure 38 gradi o 37 ragazzi è come stare a 42, 43 gradi, questo è il problema. Come ha detto ragazzi si azzecca, cioè pare una una cingom, una chewing gum. Quindi non si può, non si può. Ragazzi, io vi lascio. Io vi lascio. No, io devo andare a pigliare quello del metro, ragazzi. Ma lo mando le mail, dice faccio le mail, dico stammi a sentire.
No, 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 io chiamo a questa delle mail, tutte quelle là che ho visto ieri. Dico ragazzi, basta drogarsi perché Aida finisce. Ogni volta decide pioggia, pioggia, pioggia e poi puntualmente non succede niente. E quindi lasciate stare, non bevete, non fate nulla, perché poi fate le previsioni sbagliate e non andiamo bene. Quindi ogni volta dite una cosa, ne esce un'altra. Quindi la prossima volta che quello scrive ma tempo in Campania in buio, io faccio il video, bel tempo in Campania in buio. La soluzione è che devo fare l'incontrario. Quando quello dice che piove, io dico che fa caldo. Forse così mi trovo. Mamma mia, non si può. Vabbè ragazzi, io me ne vado a fare le mail a quel signore lì. E dico, stiamo assente, lascia sto media, non è per te. Vabbè ragazzi, abbiamo scherzato. Ci sentiamo più tardi. Oggi si deve cambiare menù, non so che si fa, ma è una cosa leggera sicuro perché non si può mangiare. Bevete tanta acqua e a mangiare che facciamo? Bevim? L'acqua non riempie al finale, come quando vai dal dietologo che ti dice tu mangi tanta frutta che ti riempi. Ragazzi, io ho provato a mangiare tanta frutta, ma io tengo sempre fame troppo. Quindi ragazzi, è inutile dire mangia la frutta, mangia la verdura, quello riempie. E forse a qualcuno no, a me no. Quindi se non ci metto qualcosa vicino, ragazzi, la pancia non si riempie. Mamma mia. Credo di no, non lo so. Ma l'acqua ti riempie momentaneamente, poi ti passa. Non è che l'acqua rimane nel corpo tutta la giornata. Ti bevi un litro d'acqua, pensi che non mangi? No. Qua stiamo al sud, siamo abituati. Io aspetto la pioggia. Mare, che beata te, pure noi stiamo aspettando. Io so 2 mesi che l'aspetto, sta signora. Sono 2 mesi che qua non vivo al momento. Quando arriva glielo dico finalmente, ti hai perso. Dice, uno sta dice arriva, 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 arriva. Ma che arriva glielo dico, ti hai perso la via. Hai perso la strada. No, non si può. Vabbè ragazzi, un saluto da Salerno, buona domenica a tutti. Se state a fresco scassatevi, se invece fa caldo voglio insalata. Quindi poi dipende da dove state ragazzi. Perlomeno qua a Salerno oggi insalata. Oggi avrei preferito fare parmigiano e ragù, ma statisticamente non si può fare. Vabbè ragazzi, un saluto e buona domenica a tutti. Ciao.